Grazie Franca. Franca abbiamo chiesto di approfondire in particolare, Franca giustamente prima ha ricordato la sua competenza anche per aver lavorato nei gruppi di comunità scientifiche che hanno lavorato sulle istituzioni nazionali, personalmente ma credo tutti lo apprezziamo molto. Qui l'abbiamo presentata come già dirigente tecnico. Allora condivido gli scenari perché mi servono, perché bisogna tenerli presenti. E poi sappiamo che a scuola una ingegneria del curricolo ci vuole, nel senso che bisogna ancorarsi a un'ingegneria del curricolo per poi pianificare anche il quotidiano. E ricordo le prescrittività. A norma dell'articolo 8 del DPR 2005 sono prescritte le discipline, quindi anche il latino aspettiamo lui, però il latino per chi lo sceglierà ovviamente, aspettiamo lui però, perché non sappiamo cosa deve insegnare, che riusciti deve avere dentro le 30 ore o fuori, non sappiamo, aspettiamo tutto. E una circolare del ministro del Dipartimento mi ha detto di rivedere i curricoli per le classi iniziali. Questa è una palese contraddizione, non si vede il curricolo per una classe iniziale. Il curricolo è il curricolo, è il curricolo d'istituto. Quindi sì, rivediamo i curricoli, anch'io concordo, prendiamoci il tempo che ci vuole, non abbiamo fretta di arrivare a settembre, casomai facciamo una programmazione per le prime, ma attenzione, il curricolo è una cosa seria. E le prescrittività sono le discipline, sono le competenze, parlo delle indicazioni, le competenze, quindi quelle del profilo finale, perché sono gli obiettivi generali del processo formativo, quelli, competenze. Perché possiamo chiamarli obiettivi generali del processo formativo? Perché sono formulate da verbi anche loro, verbi estremamente ariosi, diciamo, generali. Gli obiettivi riferiti alle competenze, quelle del profilo finale, quindi, ricordo che sono sotto competenze chiave, giustamente. Il profilo finale è organizzato sotto 8 competenze chiave per l'apprendimento permanente, giustamente, perché le nuove indicazioni hanno mutuato il fatto che le competenze chiave sono la finalità verso cui tendere, cioè le competenze culturali di base, le conoscenze, le abilità devono concorrere progressivamente a costruire nelle persone le competenze chiave per l'apprendimento permanente. E tra l'altro noi siamo tenuti poi a certificare, come sappiamo, alla fine della scuola primaria, alla fine del primo ciclo, alla fine dell'obbligo, nel secondo ciclo vedremo, anche lì dovremo, ma sotto altre forme. E quindi quelle sono una prima prescrittività. Ci consola sapere che diventa una prescrittività la competenza chiave, meno male. Questo comporta una serie di corollari che appunto nelle indicazioni si sono trascurati poi nel proseguo del testo. La prima è appunto che per perseguire competenze serve una certa metodologia coerente, dove c'è anche una quota di frontalità, ovvio, è uno strumento come altri, la lezione, quindi. Però, siccome la competenza si chiama anche sapere agito, se non metti gli allievi in azione sul proprio apprendimento, non persegui competenze. Fa sorridere, proprio in storia, quelli che dicono i bambini non riescono a affrontare i documenti, sono troppo piccoli. Ma questi sono del mestiere, chiederebbe che cosa quindi sono prescrittive poi le competenze delle discipline, ovviamente, e i relativi obiettivi, perché gli obiettivi, non dimentichiamoci, come scrivono anche le vigenti indicazioni, rappresentano conoscenze e abilità necessarie per perseguire le competenze. Ok? Quindi quella è una prescrittività. Sono tutti artefatti, diciamo, che chiamiamo anche risultati di apprendimento in termini di competenze, abilità e conoscenze, formulate con verbi.
cioè che indicano ciò che l'alunno dovrebbe sviluppare in termini di processo di apprendimento. Quindi io esordisco con una massima: in principio era il verbo. Questo deve animare il curriculum. Il verbo è quello a cui voi dovete prima di tutto guardare, perché su quei verbi siamo tutti d'accordo. Perché alla fine della fiera, quasi a volte sono tradotti in termini, vabbè, ma insomma, se andiamo a vedere cosa sotto quei ragazzi dovrebbero imparare, si riferiscono poi a dei nuclei che sono le competenze culturali delle discipline. Io sto facendo un lavoretto che mi intriga, una tavola sinottica dove prendo le competenze e gli obiettivi delle indicazioni 2025 e cerco di vedere quale coerenza c'è con i traguardi delle vigenti. In italiano sono quasi sovrapponibili. In matematica pure, tranne quelle competenze di tipo storico-culturale relative alla matematica, tipo la consapevolezza del valore storico della matematica, che non c'erano nelle vigenti, e quindi si tratterà di trovare il caso, ma ci arriviamo dopo. Quindi voi, molti ci siamo chiesti anche, ma a cosa serviva cambiarle? L'abbiamo capito dove serviva cambiarle. Ovviamente serviva cambiarle nella prospettiva in cui questi saperi vogliono essere incardinati. Questo è cambiato. I saperi sono quelli, cioè tecnicamente, voglio dire, no? Cioè in italiano ti chiedono di insegnare quelle cose là che dubito che chiunque di noi non abbia preso in carico insegnando. In termini di verbi, attenzione, competenze, obiettivi. Questa è la prescrittività. Sono prescrittive quelle che vanno sotto conoscenze? No. Nel senso che la norma dice obiettivi generali e obiettivi specifici relativi alle competenze. Ok? A parte che in italiano, per esempio, sotto il paragrafino conoscenze non ci sono conoscenze, ci sono indicazioni metodologiche, quindi difficile. Dove ci sono belle liste di conoscenze è in matematica, in scienze, sì, conoscenze, una lista di conoscenze anche coerenti, perché poi si evincono dagli stessi obiettivi, no? Liste per matematica poi non tanto nutrita, cioè hanno scelto macro, giustamente, conoscenze. Attenzione, lingua e matematica non hanno contenuti, perché sono metalinguaggi. Lingua e matematica hanno solo competenze e abilità e conoscenze di tipo. Conoscenza non è un contenuto, La conoscenza è l'assimilazione di saperi, di informazioni attraverso l'apprendimento. Quindi un contenuto potrebbe non diventare mai conoscenza, restare fino all'interrogazione, fino al compito di classe. Per diventare conoscenza deve essere assimilato, e per essere assimilato deve avere senso per chi impara. E per avere senso bisogna che ci siano tutte le condizioni che ci hanno spiegato prima i colleghi precedenti. Allora, nell'ingegneria del curricolo, che bisogna comunque fare, perché giustamente le prescrittività non sono lì per bellezza, anche nelle vigenti indicazioni, e c'è scritto molto bene, servono a garantire l'unità del Servizio Nazionale di Istruzione. Cioè, quelle prescrittività servono a dire che tutti gli studenti, da capo passero a campione d'Italia e viceversa, hanno diritto di sapere quelle cose lì. Perché giustamente, come diceva Italo, se ogni scuola si facesse il suo curriculum non c'è questa garanzia.
allora Capopassero sceglierà delle robe che ha deciso che sono importanti e necessarie, Campione d'Italia ne sceglierà delle altre che ha deciso che sono importanti e necessarie, ma i cittadini italiani hanno diritto a dei saperi che comunque si è scelto essere necessari, perché la ricerca anche l'ha detto, non a caso la coerenza su questo è abbastanza rilevante, su appunto competenze, quello che c'è scritto nei verbi delle competenze e quello che c'è scritto nei verbi degli obiettivi. I contenuti sono prescrittivi, manco per sogno. Possono essere un consiglio, possono essere un esempio, a volte invece infatti dicono ad esempio si potrebbe. Lingua e matematica non hanno contenuti propri perché si applicano ai contenuti di tutti gli altri. Cioè con gli strumentali della lingua io parlo di scienza, parlo di fenomeni sociali, parlo di geografia, parlo di qualsivoglia cosa. Quindi quelle che sono scritte a rigore negli obiettivi, tipo le virgolette a caporale e quelle robe lì, sono delle abilità di usare quegli strumentali in realtà. Quello che non ci aspettavamo, cioè non è che non stanno bene, sono effettivamente abilità e che è giusto che i ragazzi imparino. Quello che io onestamente non mi aspettavo è che fossero scritti nelle indicazioni nazionali, perché quelle cose là io me le aspettavo nelle programmazioni di classi parallele, per dire, le virgolette a caporale, no? Cioè, quelle punto a capo. È vero che dicono, ad esempio, vabbè. Quindi è in questo che c'è una severa critica, cioè questa pedissequità, poi per esempio in lingua italiana, a mio avviso, rispetto alle vigenti e a tutta la linguistica di questi ultimi anni, prevale l'attenzione alla forma della lingua a scapito della funzione della lingua, il testo. Però siccome c'è scritto che devono scrivere testi, noi li scriviamo e parlano di testi liberi, perdonate loro perché non hanno, pensavamo di esserci liberati dei testi liberi da qualche decennio, riprendono il testo libero. E vabbè, comunque siccome dicono che anche la grammatica perfino va recuperata dall'uso, molta loro, noi siamo d'accordo su questo, no? E quindi l'ingegneria non può che partire quindi da quelle competenze, da quegli obiettivi di ingegneria del curriculum. Cosa fare quindi? Il profilo, abbiamo detto, lo dobbiamo tenere presente perché è quello che ci serve anche per la certificazione e è la finalità generale. Cosa dice che è il profilo? Sono competenze frutto del DM14, quello della certificazione, però anche integrato con formulazioni prese dalla raccomandazione sulle competenze chiave e poi interessante sta roba, nel primo ciclo la competenza di ingegneria va intesa come competenza tecnologica e informatica, è una bella riduzione. Sì, l'informatica è una disciplina ingegneristica, ma l'ingegneria non coincide con l'informatica, ovviamente. E vabbè, comunque prendiamola per la riduzione che ci propongono. E non le scorro, ma avete letto il testo, queste sono le organizzate nel profilo finale sotto competenze chiave, come ho detto. E interessante, attenzione ai curricoli, che giustamente se tu organizzi sotto competenze chiave hai anche queste competenze, competenza digitale, che non è l'informatica, ma somiglia molto di più a ciò che è scritto per esempio nell'articolo 5 della legge 92 sull'educazione civica, c'è il DigiComp, abbiamo la competenza personale e sociale, la capacità di imparare, che non troviamo nelle competenze delle discipline, perché quelle sono competenze culturali, non cognitive, personali, sociali, organizzative, eccetera. Abbiamo la competenza in materia di cittadinanza, la
competenze in materia di cittadinanza, noi abbiamo delle linee guida per l'educazione civica che ci supportano abbastanza sul curriculum. Abbiamo la legge 92. Possiamo anche integrare con altri aspetti della cittadinanza, per esempio direttamente presi dalla raccomandazione o da documenti internazionali come quello sulla cultura democratica del Consiglio d'Europa, molto bello e interessante. Ma comunque abbiamo già degli strumentali che ci aiutano a formalizzare, perché da dove prendo le competenze se no per fare il personale sociale, imparare cittadinanza imprenditoriale, che sarebbe meglio tradurre in italiano con intraprendenza, allora capiamo quanto è imprescindibile una competenza del genere, che non abbiamo nelle indicazioni. Però queste competenze sono il sale della competenza, perché mentre le altre hanno alle spalle delle discipline e quindi si occupano prevalentemente degli ambiti di ricerca, queste tre sono quelle che dicono come agire nella realtà, con quale postura metodologica, metacognitiva, organizzativa, pratico-procedurale, relazionale. Allora, per la competenza personale, sociale e capacità di imparare, abbiamo uno strumento della Commissione Europea carino, che è il LifeCom, che è l'albero che ci dice quali sono le competenze specifiche, perfino possibili, e perfino ci dà indicazioni metodologiche su come operare. Ha dei limiti quello strumento, specialmente riguardo all'apprendere e all'apprendere, però è un buonissimo punto di partenza. Per cittadinanza abbiamo le linee guida sull'educazione civica che, prese anche un po' criticamente, sono comunque un supporto. Per imprenditorialità abbiamo ancora la raccomandazione sull'apprendimento permanente e abbiamo uno strumento della Commissione Europea che si chiama Entrecomp. Mentre l'IFCOMP è stato tradotto da IPRASE dall'inglese in italiano nel 2023, Entrecomp è ancora in inglese, ma comprensibilissimo, è un buono strumento. Entrecomp è un altro framework che ci aiuta a capire cosa vuol dire imprenditorialità secondo la raccomandazione, come perseguirlo in un curriculum. Consapevolezza e espressione culturale è nutrito da discipline come la storia, la letteratura, che non sarebbe lingua, la letteratura usa la lingua ma è un'altra cosa, le arti, la musica ovviamente, e l'espressione corporea, se volete, ecco. Quindi ha alle spalle quei saperi lì. Gli obiettivi generali del processo formativo sono distinti per primaria e primo ciclo e sono anch'essi formulati per competenza chiave. Non li sto a... però dice in breve, insomma, delle competenze specifiche sono di fatto, che traducono le competenze del profilo. Poi abbiamo invece il cambio di esperienza dell'infanzia, ecco, con un rammarico, non so se Paola è d'accordo, leggendo il sé e l'altro delle nuove indicazioni, ha mutuato alcune, diciamo, competenze prese dai traguardi delle vigenti, ma non sono tutti riferiti alla competenza personale e sociale, se vogliamo, non c'è nulla relativo alla cittadinanza. Mentre nelle vigenti indicazioni qualche traguardo che poteva afferire alla cittadinanza c'era. E quindi, insomma, sì, era anche una finalità sia di tutte le indicazioni sia dell'infanzia stessa. Ecco, quindi abbiamo le competenze. Ecco, la novità è che hanno definito degli obiettivi per l'infanzia che nelle vigenti non c'erano, oltre alle competenze attese. E poi ci sono le strutture delle discipline che mostro solo per esemplificazioni, che vedete hanno delle competenze, ecco, anche la scelta di fare competenze diverse per primaria e secondaria e primo grado è piuttosto inusuale. Le competenze sono quelle
Casomai varieranno le abilità e le conoscenze in complessità, ma le competenze, viva Dio, quelle sono. Dopo, se vai a leggere, in realtà, e non poteva essere diversamente, sono questi titoletti in corsivo di fatto le competenze, no? E le ritrovi anche nel grado successivo, anche se le hanno raggruppate, eccetera, ma non si capisce. Come non si capisce nella competenza multilinguistica, perché fare competenze diverse per l'inglese e per la lingua seconda? Proprio non si capisce. E addirittura fanno specificazioni per tedesco, spagnolo e francese, cioè siamo... E ecco, infatti l'ho detto, no? Ecco. E quindi, ripeto, ma l'ho già detto gli altri, quindi non mi fermo, le prescrittività sono i verbi che abbiamo. Quindi i consigli per organizzare il curriculum, anche dal punto di vista ingegneristico, quali sono? Organizzare il curriculum per competenze chiave, dove incardinare, diciamo, le discipline di riferimento che nutrono queste competenze chiave. Ciò consente di salvaguardare la continuità e l'unitarietà del curriculum e tenere sempre presenti le finalità generali e il profilo finale, anche i fini della certificazione delle competenze. Consente di declinare i risultati di apprendimento anche di quelle competenze non culturali, appunto, che però sono imprescindibili. Appunto le competenze personali e sociali, l'apprendere ad apprendere, che sarebbe una competenza generativa meta, oltretutto, la cittadinanza e l'intraprendenza, e anche il digitale, perché il digitale non è informatica, ricordiamo. Poi dobbiamo declinare i risultati, gli obiettivi che sappiamo essere quelli di terza, di quinta e fine ciclo per gli anni, per le annualità, e questa è già una nostra scelta, cioè sono obiettivi annuali, diciamo, e là è una nostra scelta la riduzione di complessità, diciamo, dell'obiettivo fine terza, come si traduce in prima e in seconda, e dell'obiettivo di quinta, come si può tradurre in quarta, e così alla secondaria del primo grado. Però il riferimento fino a qua sono le indicazioni, ok? Dopodiché dovremmo descrivere, perché questo fa parte del curriculum, i livelli per la valutazione intermedia e finale, perché alla primaria lo chiede espressamente l'OM3. Bisogna descrivere i giudizi per la valutazione intermedia e finale, non sufficiente già disciplina per disciplina, anno per anno, e è importante fare quello, perché prima di tutto chiariamo a noi stessi che cosa vuol dire collocare il livello d'apprendimento di un alunno al 7, all'8, al 9, e anche sapergli dire a sua povera anima che cosa ci si aspetta in termini di apprendimento a diversi livelli, e che cosa differenzia se ti metto 7 o ti metto 8, che differenza c'è in termini di cosa sai fare, in quali contesti e condizioni, con che grado di autonomia e responsabilità. Quindi quella descrizione somiglia tanto a una rubrica di competenza, okay? Anche se è di disciplina, cioè non è coincidente, però è importante descrivere i livelli, che, attenzione, nessun alunno sarà sputato quei livelli lì, sono livelli per noi, per osservare, sono livelli per l'autovalutazione dell'alunno, perché vedere scritto cosa ci aspettiamo da lui è importante per lui. Nessun alunno potrà essere collocato lì, perché naturalmente ciascun alunno ha un suo profilo di funzionamento, suo, anche nella stessa disciplina, dove magari può essere più forte, che ne so, in moralità e meno in scrittura, normale. Però quello che noi scriviamo come augurato è
esattamente ciò che fa parte del dialogo valutativo con l'alunno, per dire ok, tu adesso sai fare queste cose che ti collocano in soldoni su questo livello, però se a te interessa progredire, svilupparti, migliorare, o possiamo andare avanti, discutiamo quali strategie. Questo è il feedback, no? Cioè lo scarto tra l'augurato e ciò che l'alunno conquista ogni giorno è esattamente lo spazio di miglioramento che noi dobbiamo percorrere. Okay. Sarebbe opportuno poi reperire nei curricoli dei criteri di valutazione. Le vigenti indicazioni dicono che i traguardi rappresentano criteri di valutazione delle competenze attese e in effetti sono potentissimi, sono evidenze dello sviluppo della competenza. Cosa vuol dire? Che se gli alunni fanno le cose scritte nei traguardi stanno evolvendo i termini di competenza. Per osservare se la competenza evolve mi servono dei criteri. Col lavoro che sto facendo io mi sono convinta che posso tenere i traguardi come criteri, quasi sempre. Cioè mettere o no i criteri è un nostro diritto e scelta dei curricoli. Se li metto, scelgo degli apparati che devono essere coerenti ovviamente con le indicazioni, ma che servono a me per osservare e per organizzare i percorsi didattici. Perché se sono evidenza della competenza, io intorno a quei verbi, criterio, organizzo pianificazioni didattiche, dove gli alunni sono invitati a fare quelle cose lì. Il come è esattamente il percorso che descriveva Paola. Le descrizioni, appunto, quindi è possibile mutuare i traguardi come evidenze? Sì. Dove mancano possiamo integrarli. In pratica chi conosce la proposta di ingegneria del curricolo che io ho fatto alle scuole per le evidenti troverà lo stesso metodo sulle nuove, tenendo i traguardi delle vigenti come criterio. Però questo non è il curriculum, questo è l'apparato ingegneristico del curriculum nei termini di descrizione dei risultati di apprendimento. Poi ci sarà una parte, per esempio, che descriverà i risultati di apprendimento a breve termine, che sono in soldoni le microabilità che fanno le classi parallele o i dipartimenti. Cioè, se io devo insegnare a operare con le 4 operazioni, so che devo insegnare delle cose prima, che sono per esempio ordinare regressivamente, progressivamente, le quantità minore, maggiore, uguale, cioè quelle robine lì che poi concorrono a formare il saper fare le operazioni, sono esattamente ciò che fanno le classi parallele o i dipartimenti per i brevi periodi. Se alla fine della prima devono saper fare le addizioni e le sottrazioni entro un certo valore, devono saper fare anche delle altre cose, ok? E sono quelle che metterò sotto microabilità, se volete, delle classi parallele. Però fin qua è descrizione. Quello che virtualmente potrebbe somigliare anche a tutta Italia, perché viene dalle indicazioni. Ma non è finita qui. Quello che nessuno può fare al posto vostro, perché è esattamente l'area della libertà di insegnamento e della responsabilità e della scelta, è come io faccio in modo che gli alunni arrivino a sapere quelle cose lì e a saper fare quelle cose lì. L'ambiente di apprendimento, i tempi, l'organizzazione, le relazioni, i mezzi e gli strumenti. Le relazioni soprattutto. E l'ambiente di apprendimento è fatto tanto di relazioni. Quello è la parte di curriculum che è scelta. Anche i contenuti rinunciabili che io scelgo in base alle piste di lavoro che voglio analizzare. E quindi quella è la parte che è curriculum, che va fino al piano di lavoro del singolo docente, che nessuno può fare al posto del collegio.
ma che è anche l'ampia responsabilità e libertà, come direbbe Vygotsky, gli strumenti e i mezzi non sono indifferenti per perseguire il risultato. E il come alla lunga è più importante a mio avviso del che cosa, con buona pace del collega del professor. Grazie.